Eder. Mech. Pallister. Il killer di Liliana Resinovic è già nelle carte. La nuova offensiva di Nicodemo Gentile e il cerchio che si stringe su Sebastiano Visintin. Per l'avvocato Nicodemo Gentile il punto non è più capire se ci sia stato un omicidio, ma avere il coraggio di guardare dentro i fascicoli e chiamare le cose con il loro nome. Secondo il legale di Sergio Resinovic, fratello di Liliana, la verità sul giallo di Trieste è già scritta negli atti e il nome dell'assassino emerge con chiarezza. Al centro di questa lettura c'è un dato che oggi pesa più di prima. L'unico indagato per l'omicidio di Liliana Resinovic è il marito, Sebastiano Visintin. Il procedimento penale a suo carico, aperto per omicidio, è il contenitore dentro cui si stanno accumulando perizie, consulenze, testimonianze e nuovi elementi tecnici. Ed è proprio da questa massa di documenti che Gentile dice di vedere delineato il profilo del killer. L'avvocato insiste su un concetto. Non è necessario inventare piste, ma limitarsi a leggere con coerenza ciò che medici legali, radiologi, consulenti e atti ufficiali raccontano. Nelle carte sottolinea non c'è spazio per l'ipotesi di una donna che decide di togliersi la vita da sola. Esce di casa portando sacchi e corde e si sistema in un boschetto alla periferia di Trieste per morire in solitudine. C'è invece un corpo gestito da terzi, spostato, manipolato, confezionato e infine ritrovato in una posizione che, secondo la famiglia, ha tutte le caratteristiche di una messa in scena. In questo scenario, Gentile collega la figura del killer a una cerchia molto ristretta. Chi conosceva Liliana, chi aveva con lei un rapporto stretto, chi aveva motivi di tensione o di conflitto e chi poteva trarre un vantaggio concreto dalla sua morte. Non un aggressore sconosciuto, non un passante qualunque, ma qualcuno che appartiene al suo mondo. Il fatto che nelle indagini per omicidio l'unico indagato sia proprio Sebastiano Visintin, per la parte offesa, non è una coincidenza, ma un punto di arrivo logico. Accanto al quadro relazionale, nelle ultime ore si è consolidato un altro pilastro dell'impianto accusatorio, la frattura della vertebra T2. Per mesi, su quella lesione si è consumato uno scontro tecnico e giudiziario. Il tecnico anatomico, che aveva preso parte all'autopsia iniziale, aveva dichiarato di aver causato lui la rottura durante le manovre sul corpo. Da qui il sospetto di un errore in obitorio e la richiesta di chiarimenti, culminata in un esposto firmato da Sergio Resinovic. Proprio da quell'esposto nasce un nuovo filone, con il tecnico anatomico ora indagato. Ma il punto di fondo per la famiglia è un altro. La verifica degli atti ha portato a stabilire che la frattura era già visibile nelle immagini radiologiche eseguite prima delle manovre dell'autopsia. Questo significa che la lesione non è stata provocata dopo, sul tavolo dell'obitorio, ma appartiene alla storia di violenza subita da Liliana. La vertebra T2 non è un osso qualunque. Si trova in una zona protetta dalla muscolatura, difficilmente esposta a traumi banali. Una frattura in quel punto è difficile da compatibilizzare con un semplice collasso in un bosco o con la dinamica di un presunto autosoffocamento. Inserita in un quadro più ampio, diventa un segnale importante di un'azione lesiva, di una forza esercitata sul corpo, di un gesto che esce completamente dallo schema del suicidio. Su questo fronte ha avuto un ruolo decisivo la consulenza della radiologa Claudia Giaconi, dirigente medico e specialista in diagnostica per immagini. La sua analisi non si è limitata a descrivere la frattura, ma ha affrontato il nodo che da tempo inquieta la famiglia, lo stato di conservazione del corpo di Liliana al momento del ritrovamento e soprattutto al momento dell'attacco. Secondo la radiologa, le immagini mostrano un cadavere in condizioni che definire anomale è poco. L'espressione usata è quella di uno stato di conservazione unico, con un corpo che all'attacco somiglia a quello di una persona deceduta da pochissimo e non da settimane. Da qui la valutazione che il cadavere possa essere stato mantenuto a basse temperature per un periodo di tempo, per poi venire esposto nel boschetto solo in un secondo momento. Questa ipotesi si lega a una serie di elementi già emersi: l'assenza di classici segni di lunga permanenza all'aperto, la posizione del corpo, la gestione dei sacchi e delle legature, il modo in cui erano sistemati gli oggetti della donna. In altre parole, tutto suggerisce una regia e non un gesto improvvisato da parte della stessa Liliana. Il tema del possibile congelamento del corpo, che per mesi è circolato come suggestione,
Si è così trasformato in un punto tecnico su cui la difesa del fratello insiste con forza. Se Liliana fosse morta davvero nei giorni immediatamente successivi alla scomparsa e fosse rimasta per tutto quel tempo nel boschetto, secondo questa ricostruzione, le immagini radiologiche e i dati medico-legali avrebbero dovuto raccontare una storia completamente diversa. Su questo terreno, la decisione dei giudici di non accogliere i tentativi di ridimensionare il significato della frattura della vertebra e di chiudere la discussione come semplice incidente di obitorio ha un peso rilevante. Per Gentile significa che quel segmento di colonna vertebrale torna al suo posto dentro il mosaico, semè come tassello di un'aggressione e non di una procedura maldestra. Sommando questi elementi, l'avvocato traduce il quadro in un messaggio molto diretto. Nelle carte c'è già tutto. C'è il contesto relazionale, con le tensioni e le ombre che gravano sul rapporto tra Liliana e Sebastiano Visintin. Ci sono i dati medico-legali che depotenziano fino quasi ad annullare l'ipotesi del suicidio. C'è la gestione del corpo che sembra raccontare un passaggio in un luogo chiuso e freddo, prima della messa in scena finale nel boschetto. È in questo intreccio che Gentile colloca la figura del killer e, senza giri di parole, indica che il nome coincide con quello dell'unico indagato, Sebastiano Visintin. Per la difesa di Sergio, i fascicoli dell'inchiesta non sono più solo un insieme di atti, ma il racconto completo di ciò che è accaduto a Trieste tra la scomparsa di Liliana e il giorno in cui il suo corpo è stato ritrovato. Ora la palla torna alla procura e ai giudici, chiamati a trasformare in decisioni processuali ciò che per la famiglia Resinovic e per il loro avvocato appare già come una verità definita. Gentile spinge perché si imbocchi senza esitazioni la strada del processo per omicidio, con al centro la posizione di Sebastiano Visintin, e perché le nuove perizie su vertebra e congelamento del corpo diventino finalmente la base di un'accusa pienamente costruita. Abbiamo visto un nuovo Sebastiano Visintin disperato, quasi sul punto di togliersi la vita, però in realtà poco dopo dire che non ascolta niente e nessuno, che sappiamo benissimo che visto il suo carattere sarà molto difficile che vada a soffrire per ciò che sta succedendo, anche se naturalmente il processo è possibile, lui stesso ha detto di essere quasi sicuro che ciò accadrà, ma onestamente è necessario che emerga qualcosa di forte di nuovo perché con gli elementi attuali una condanna sembra poco probabile. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.